Una collina di libri torna appunto sulle colline, terza edizione, grandissimi nomi. Da Javier Cercas fino a Riccardo Falcinelli, da Sabrina Zuccato e Irina Turcano in una conversazione per la prima volta insieme, passando per Jaroslav Trofimov e il suo romanzo ucraino, Una collina di libri racconta di nuovo delle grandi storie del mondo e del nostro Veneto. 4 appuntamenti oggi raccontati, altri 4 ne arriveranno per un totale record di 8 incontri tra la primavera e l'autunno. Cosa abbiamo voluto raccontare? Il territorio e l'amore per i propri luoghi in contrasto e a volte però anche in sintonia con l'essere cittadini di questo nostro mondo che cambia. Le nuove voci della narrativa. Sabrina Zuccato è una ragazza degli anni 90, Irina Turcano è una ironica e intelligente esordiente, entrambe con l'editore Marsilio. Jaroslav Trofimov, da corrispondente del Wall Street Journal, ha raccontato la politica del mondo, ma oggi fa un romanzo ambientato durante l'Holodomor, la carestia per fame con la quale la Russia di Stalin sterminò milioni di ucraini. Ma lì può nascere, ci racconta, forse anche l'amore. E poi questo grande inizio con Javier Cercas, in anteprima assoluta italiana, con il suo nuovo libro, uno degli autori che più hanno emozionato milioni di lettori e che stavolta ci racconta il suo dialogo con Papa Francesco.